Eccoci con Massimo Cerstaro, segretario dello SPI-CGIL del Veneto. Parliamo di un'iniziativa, tra le tante iniziative sull'argomento dello SPI-CGIL relativa alla legalità, per parlare di che cosa in modo particolare, per presentare anche ai più giovani cosa? Allora, come sindacato di pensionati facciamo tante cose anche con i giovani, ma non solamente con loro, sui temi della legalità. Facciamo i campi antimafia, ogni estate sono più di 100 in tutto il territorio Informarsi è il momento giusto, esatto, per iscriversi. Abbiamo fatto a Padova l'altro giorno, abbiamo presentato due libri, uno curato dallo SPI e un altro dall'Associazione Nazionale Magistrati. Quello curato dallo SPI è, diciamo, è mettere in fila le parole dell'antimafia. Cioè, a volte noi diciamo, usiamo, soprattutto quelli un po' anzianotti come me, danno per scontato alcune cose. Maxi processo, io so benissimo cos'è il maxi processo. Un ragazzo di 20 anni il maxi processo non sa che cos'è. Non l'ha vissuto, non lo conosce, eccetera. Una serie di reati legati alla criminalità organizzata, di cui io ne conosco il significato, a altri un po' meno, i giovani ancora meno, quindi mettiamo a disposizione questo strumento. L'Associazione Nazionale Magistrati ha fatto una cosa bellissima sulle parole del diritto. Ovviamente il diritto è collegato, diciamo, alle attività, contro le attività criminali. E ogni parola del diritto, a ogni parola del diritto dei giuristi hanno dato la loro interpretazione di cosa significa quel diritto lì, come si pratica, come lo si chiede, come lo si esercita. E la cosa molto bella è che poi oltre un centinaio di personalità dello spettacolo, dello sport, calciatori, musicisti, artisti, eccetera, hanno commentato loro, dal loro punto di vista, cosa significa quel termine, quella parola. Quindi è un modo sia, diciamo, del libro strutturato dallo SPI e fatto anche in collaborazione con la rete degli studenti medi, con gli studenti universitari, che è specifico, è il dizionario delle parole della mafia e dell'antimafia. Mentre questo dell'Associazione Nazionale Magistrati è una cosa, tra l'altro, anche divertente, e sono due libri che tra l'altro adesso provvederemo anche a distribuire, che danno da chiave di lettura di un tema che riguarda i tempi nostri, che sono la legalità da un lato e il diritto dall'altro. Ecco, ricordiamo che poi questa iniziativa l'avete svolta appunto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Antimafia, lo SPI-CGIL e Bill Italia. Sì, che è la rete delle biblioteche antimafia rivolte ai giovani. Che esistono, quindi è possibile anche documentarsi e avere informazioni. Esatto. Massimo Cerstaro, grazie allo SPI-CGIL anche di questa bellissima iniziativa. Voi naturalmente prendete le informazioni, andate a seguirla e ci vediamo presto.